Sarà proprio il Silvio Piola il campo principale di oggi che ospiterà la capolista. Per Novara Crotone l'inviato è Massimo Barchiesi. E buon pomeriggio dallo stadio Silvio Piola che dà il benvenuto alla capolista Crotone, e proprio contro il Novara nel match d'andata iniziò l'incredibile e inattesa scalata al vertice della classifica dei calabresi, che hanno toccato l'apice lunedì scorso alla ripresa del campionato con la vittoria per 3-1 sul Cagliari. Un match d'andata davvero rocambolesco che il Crotone ha vinto in rimonta nei minuti conclusivi, ribaltando il gol nel primo tempo di Galabinov con le reti di Torromino all'88esimo e Budimir al 92esimo. Voglia di rivincita dunque per il Novara, che si presenta a questo appuntamento al quarto posto a 10 lunghezze dal Crotone. Novara che dopo il filotto di vittorie consecutive, 6 lo ricordiamo per l'esattezza, sta attraversando un passaggio a vuoto, visto che nelle ultime 3 partite ha ottenuto un pareggio e 2 sconfitte consecutive, l'ultima sabato scorso a Latina, senza mai segnare, gol che ai piemontesi manca da 272 minuti. Squadre molto solide dal punto di vista difensivo, con 17 reti subite, solo il Perugia ha fatto meglio con un gol in meno incassato. Crotone che è anche il secondo attacco del campionato con 37 reti realizzate ed è la squadra meno battuta, solo 2 sconfitte, peraltro pesanti, 4-0 a Cagliari all'inizio del campionato e 4-1 a Pescara lo scorso 31 ottobre. Passiamo alle formazioni. Novara in emergenza con gli esterni difensivi a causa delle assenze degli squalificati Faraoni e dell'Orco, che sono titolari. 4-2-3-1 il modulo della formazione di Marco Baroni, che si schiera con Da Costa in porta, in difesa Dickman, Trust, Poli e Garofalo, a centrocampo Buzzegoli e Viola in mediana con Faragò, Gonzales e Corazza alle spalle di Galabinov. Risponde il Crotone di Ivan Juric, fedelissimo al 3-4-3, Cordaz in porta, linea difensiva formata da Yao, Clayton Dos Santos e Ferrari a centrocampo, Balaja, Capezzi, Barberis e Martella in attacco, Ricci, Budimir e Stojan. Arbitrerà a Battista di Molfetta alla 63esima direzione in Serie B. A Novara è una splendida giornata di sole ma fredda, temperatura intorno ai 6 gradi, 7.000 gli spettatori presenti sugli spalti, 200 dei quali giunti da Crotone. A te Filippo Corsini. Siamo al corso del 20° minuto, 0-0 il parziale, sta crescendo però la qualità del gioco, il possesso di palla da parte del Crotone negli ultimi minuti. Ora però il pallone è in possesso del Novara con Viola che serve sulla sinistra a Garofalo, ancora Garofalo in comprensione con Corazza che si ferma, va sul pallone per primo Yao, rinvio sbagliato da parte del giovane ivoriano, c'è un cross per Faragò che non riesce a controllare il pallone dopo che il pallone stesso aveva scavalcato Pablo Gonzales, recupera dalla parte opposta Stojan, cerca il numero, in parte è riuscito su Faragò, poi lo aiuta a Martella, ha rischiato di perdere palla in una zona pericolosissima del campo Stojan, poi c'è il colpo di testa a seguire da parte di Faragò, ancora Martella allontana con il petto Viola, apre sulla sinistra, forse con il fallo, norma del vantaggio, fa cenno il direttore di gara, ancora Garofalo, scambia con Corazza sulla sinistra, attacca il Novara, la sovrapposizione ancora di Garofalo, cerca di andare via Corazza, pallone per Garofalo, parte il cross interessante per Faragò che colpisce di schiena, poi Barberis non preciso, ancora Faragò sul pallone, torna in forcing ora il Novara, colpo di testa di Dickman, quello di Barberis, un po' di confusione in questa fase del match. Budimir 2 su di lui, perde palla l'attaccante croato, pallone in profondità per Pablo Gonzales, sovrastato da Clayton Dos Santos, poi ancora Gonzales, Galabinov col sinistro, gran parata di Cordaz, strepitoso intervento da parte dell'estremo difensore del Crotone. Galabinov ha concluso dai 25 metri con il sinistro di prima intenzione, si è disteso sulla sua destra, Cordaz è deviato in calcio d'angolo, Farias che si è involato però è stato Federico Ricci, il Crotone in vantaggio al 34esimo minuto, un gran tiro da fuori aria col mancino di Federico Ricci e sono 8 per lui in campionato. Si sblocca il punteggio al Piola al 34esimo minuto, Novara 0 Crotone 1, di nuovo Cagliari. Torniamo a Novara.
Ed è anche una squadra cinica il Crotone di Ivan Juric, che ha lasciato sfogare il Novara e ha colpito, come detto nel flash, su Cagliari al 34esimo sugli sviluppi del terzo tiro dalla bandierina per la formazione ospite. Il pallone è arrivato a Federico Ricci, gesto tecnico davvero esaltante quello di Federico Ricci, controllo di petto, conclusione al volo di sinistro dal limite, niente da fare per il portiere del Novara, Da Costa. Gol numero 8 in campionato per Ricci, e poteva anche essere gol numero 9 per lui, perché un minuto e mezzo dopo ha avuto sempre sul sinistro il pallone del 2-0, ma ha calciato alto da ottima posizione. Novara. Angolo per il Novara sulla conclusione di Viola dalla distanza, peraltro ben indirizzato era il pallone, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, batte Buzzegoli, questa volta insidioso il cross, Barberis di testa, poi ancora Garofalo per Galabinov che è in posizione regolare, Galabinov la rimette in mezzo, il colpo di testa di Viola sulla linea, il pallone non entra, incredibilmente sul colpo di testa di Nicolas Viola, sembrava fatta per il Novara, ma sulla linea c'è stato il salvataggio clamoroso. Novara ad un passo dal pareggio, ancora Buzzegoli, parte il cross per Galabinov, anticipato. Novara Crotone. 19esimo della ripresa, momento caldissimo della partita in cui il Novara sta compiendo il massimo sforzo per cercare di pervenire al pareggio, non c'è riuscito fino a questo momento per un solo motivo, perché sta trovando di fronte a sé un grandissimo portiere, Alex Cordaz, che è stato strepitoso al quarto d'ora. C'è stata una conclusione di Viola da oltre 25 metri, pallone ben indirizzato a mezza altezza, si è disteso sulla sua sinistra, Cordaz è riuscito a deviarlo e sulla respinta è intervenuto e Vaco ha battuto a colpo sicuro. Altra prodezza di Cordaz, che da terra è riuscito miracolosamente a respingere la conclusione del centravanti del Novara, entrato in campo nel corso di questa ripresa al posto di Corazza, ma non è finita qui, perché un minuto più tardi altra parata decisiva di Cordaz su conclusione di Galabinov sul primo palo, ha chiuso molto bene il portiere del Crotone, davvero superlativa prova fino a questo momento di Cordaz. Torniamo a Novara. Gonzales, pallone alto di collo pieno, pallone stesso che è rimbalzato all'interno dell'area di porta ed è terminato poi sopra la traversa. Altra palla gol per il Novara, che continua a premere ma è sempre sotto di un gol. Il Crotone infatti conduce per 1-0, il gol al 34esimo del primo tempo di Federico Ricci, ma si susseguono le occasioni da gol per la formazione di Marco Baroni. Viola con la traiettoria a rientrare col mancino, ottavo tiro dalla bandierina per il Novara, parte il cross, Budimir ancora di testa, si alza il pallone davanti a Cordaz che smanaccia ancora in calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina in favore del Novara dalla stessa posizione alla sinistra di Cordaz, sempre Nicolas Viola sul punto di battuta, ancora traiettoria a rientrare da parte del numero 4 del Novara, parte il cross, il colpo di testa di Lanzafame, area di porta, Balascia allontana, ma c'è ancora Garofalo che rimette in mezzo, il forcing del Novara, una serie di spinte all'interno dell'area di rigore, poi c'è De Giorgio che mette tutti d'accordo. Siamo al 36esimo della ripresa con il Novara che però recupera ancora il pallone, azione pericolosa, parte il cross, area di rigore, si gira alla conclusione di un soffio al lato da parte di Poli, ennesima palla gol del Novara, ma è sempre 1-0 Crotone. Torniamo a Novara. 41 minuti e 15 secondi nel corso della ripresa, un finale tutto da seguire qui al Silvio Piola con il Crotone che tiene botta ed è sempre avanti 1-0 sul Novara. Poco fa altro strepitoso intervento di Cordaz, sempre su Viola dalla distanza, l'ennesima conclusione di Nicolas Viola con Cordaz che ha alzato il pallone sopra la traversa, angolo numero 11 in favore del Novara. È entrato in campo anche l'ultimo attaccante a disposizione di Marco Baroni, l'ungherese Adorian al posto di Pablo Gonzales. Calcio d'angolo che viene battuto da Viola, Cordaz va a vuoto questa volta, il pallone resta lì, la conclusione che è stata respinta, ha provato Adorian proprio la botta conclusiva, conclusione che è stata respinta, contropiede del Crotone, c'è Federico Ricci, chiama palla Martella, la riceve Martella, palo clamoroso, poteva chiudere la partita Bruno Martella, ha colpito in pieno il palo
per il possibile 2-0. Il Crotone ci è andato veramente ad un passo, contropiede micidiale quello della formazione di Juric con l'assist di Federico Ricci. È arrivato in corsa Martella, ha concluso di prima intenzione a botta sicura, pallone che ha colpito in pieno il palo, 1 centimetro proprio sotto l'incrocio dei pali, davvero occasionissima. Poi è terminato sul fondo il pallone, vediamo Lanzafame 1 contro 1 con Balassa, parte il cross, pericolo, colpo di testa di Evacuo che è stato anticipato, però c'è stato un tocco da parte di Clayton Dos Santos che rimane a terra. Angolo numero 12 per il Novara in forcing. 42 minuti 50 secondi nel corso della ripresa, seguiamo l'angolo e poi subito Cagliari, parte il cross troppo basso, battuto malissimo da Lanzafame e allontana la difesa del Crotone. Novara 0 Crotone 1 Cagliari. Andiamo ancora a Novara Crotone. 1 minuto e 45 secondi al termine della partita, perché siamo nel corso del 48esimo in virtù dei 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, e il Crotone è sempre in vantaggio per 1-0. Il Novara ha avuto altre 2 opportunità al 44esimo, angolo di Viola, colpo di testa di Poli, pallone centrale bloccato da Cordaz, poi al 46esimo fuga sulla sinistra di Adorian, cross per il colpo di testa di Lanzafame posizionato sul primo palo, pallone terminato sul fondo, possesso palla del Crotone. 47 minuti e 50 secondi, dunque sta per arrivare l'ultimo giro di lancetta, recupera palla il Novara che si propone con l'ungherese Adorian, pallone filtrante in verticale per Evacuo, in lotta con Ferrari, arriva prima l'attaccante del Novara, è costretto a uscire fuori dall'area di rigore, c'è Adorian agganciato al limite dell'area di rigore, in prossimità del lato corto, fa giocare l'arbitro, non c'è fallo ma c'è solo rimessa in zona d'attacco per il Novara. Ancora Adorian di tacco, Garofalo, cross basso, pallone allontanato in qualche modo da Cremonesi, poi ancora il forcing del Novara. 48 e 25, ultimi 35 secondi di partita. Lanzafame, salta Ricci, Lanzafame, parte il cross, Clayton Dos Santos per l'ennesima volta a dominare nell'area di rigore del Crotone, pallone rimesso in mezzo, Martella ma si alza la bandierina, c'è posizione irregolare, fuori gioco di Galabinov, fuori gioco di Galabinov che in realtà era stato messo in movimento da Martella, e quindi si arrabbiano tutti quelli del Novara, soprattutto Marco Baroni che allarga le braccia all'interno della propria area tecnica, ma questo vuol dire che c'è calcio di punizione in favore del Crotone che è ad un passo da una vittoria fondamentale per il suo sogno che si chiama senza più essere smentiti Serie A. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Cordaz, il lancio in profondità di Cordaz e finisce qui. Il Crotone sbanca il Silvio Piola battendo il Novara per 1-0, rete decisiva di Federico Ricci al 34esimo del primo tempo, linea Cagliari. Crotone ha vinto 1-0 sul Novara, deciso la rete al 34esimo del primo tempo realizzata da Federico Ricci, rete un po' contestata dai giocatori del Novara perché forse c'era una posizione irregolare davanti al portiere del Novara da Costa di Budimir. Fatto sta che comunque il gol bellissimo tra l'altro di Federico Ricci è stato convalidato. Una partita bellissima, molto intensa soprattutto nel secondo tempo, nel quale il Novara ha fatto veramente di tutto per provare a pareggiarla e non lo ha fatto per un semplice motivo, perché si è trovato davanti a sé un portiere strepitoso, Alex Cordaz, che è stato determinante in almeno 4 occasioni, una partita da 9 quella dell'estremo difensore del Crotone. Nel finale la capolista ha anche avuto il pallone del 2-0 con il palo di Martella, e poi negli ultimi istanti altre 2 opportunità per il Novara, ma indubbiamente da quello che abbiamo visto anche oggi qui al Silvio Piola sembra essere davvero l'anno di un'altra sorpresa dopo il Carpi, il Crotone, che tra l'altro è una squadra che gioca un bel calcio e che è messa splendidamente in campo dal suo allenatore Ivan Juric. Dunque Crotone batte Novara 1-0, linea a te Filippo Corsini.